Allora, eccoci nuovamente. Mi scuso che ho saltato nella presentazione Vicenza, in prima fila, eccole qua, Vicentine, doveroso, perché ho menzionato che c'era una delegazione folta di Padova, in realtà c'è anche Vicenza, per cui siete meno folte, insomma va bene, non importa, l'importante è ricordarlo, però c'è qualcuno di voi che vuole fare un intervento a questo proposito, prego, si presenti. Buonasera, sono Gianna Faraon della Lega Laguna Nord-Est, che fa parte del territorio di Marcon, Quarto d'Altino, Favaro, Campalto. E la Lega compensa questo territorio. Volevo dire, sono mamma di 4 figli, naturalmente ormai Complimenti. tutti grandi, nonna di 7 nipoti. Però non mi hanno deluso i miei figli. Forse perché siamo stati molto coerenti e coesi nell'insegnamento, nell'educazione del figlio tra marito e moglie, e il telefono ha fatto un ottimo servizio, perché lavorando tutti e due non ci siamo mai, abbiamo perlomeno cercato sempre di dire la stessa cosa e di avere lo stesso no, lo stesso sì. E con questo l'educazione dei figli è venuta bene. Ora è diversa la cosa con i nipoti. Io non posso dire di non essere complice dei nipoti, perché lo sono e ho i nipoti abbastanza grandi. Ma sono sia maschi che femmine i nipoti? Sono maschi e femmine, metà e metà. Ma si sentono trattati allo stesso modo? O quindi lei vede che i risultati della sua educazione, che viene poi riportata, dà buoni esiti? Perché visto che lei è del sindacato sa cosa intendo Sì, dire, cioè naturalmente, non le guardi, devo spiegare. io avevo per prima avuto una bambina. E è una bambina che poteva essere benissimo un maschio, perché ha detto se io sono femmina, non è detto che Non non sento laviamo i piatti differenze. tutti quanti. E lei ha fatto da guida in tutto questo e la cosa ha funzionato. Ci siamo imposti e si è imposta anche lei, non essendo grande, naturalmente si è imposta che lei tutti i giorni non voleva fare solo lei le cose. Naturalmente ha funzionato l'educazione così. E è andata benissimo. Quindi Io dico esperienza pratica sì, funziona. che seguire i figli a 360 gradi è la cosa migliore, che mi sembra che oggi sia molto più difficile fare. Più facile dare un telefono, dare un videogioco, Ma dare non una segui. cosa del E allora genere, retrocediamo, che come non, giustamente diceva la nostra precisamente, che responsabile, che non dedicare quell'ora che si ha ai figli, ai giochi dei figli, a starli vicino e a capire dove vanno verso la loro strada, che strada prendono e certo. così. Grazie. Chi altro doveva fare l'intervento? Mi chiamo Bruna Mestrini, sono della Lega Spidi Chioggia e volevo dire che secondo me il problema non è solamente su come ci si suddividono i lavori domestici, quella forse è la È il questione meno meno, sì. importante. Anche se ha un suo peso, perché per Certo che ha carità, un suo cioè, peso, non ma credo che sia... di solito si fa così, la donna lava i piatti, il marito ripara qualcosa e via di seguito, si suddividono i lavori così. Penso che a mio modo di vedere sia molto più importante riconoscere, e qui rientriamo nel rispetto anche, gli interessi dell'altro, a prescindere dal suo genere, le ambizioni che ha, lo spazio privato suo. Non mi pare molto importante, appunto, come dicevo, chi lava i piatti, ma se io ho come ragazza, per esempio, ho l'ambizione di diventare, che so, sollevatrice di pesi, mi si deve portare rispetto per questa per questo mio piacere, per questo mio desiderio, che sia poi nel campo dello studio, che sia nel campo del lavoro, nell'attività del tempo libero, non ha importanza. No, le chiedo, ma Sì. secondo lei questo rispetto che voi propugnate continuamente, che poi dopo vedremo le varie attività dell'8 marzo come si sono svolte per i territori, proprio per ribadirlo, perché torna il discorso del rispetto più volte, rispetto per se stessi, rispetto che si deve, è realizzato nella società attuale o siamo senza accorgerci in una leggera retrocessione, partendo Siamo proprio in dalle una parole del leggera... Presidente della Repubblica, come sono state giustamente fatte l'osservazione, stiamo un po' tornando indietro, senza neanche che ce ne accorgiamo, ma sotto tanti profili torniamo Mi indietro. sono rivista sentendo il Presidente della Repubblica come angelo del focolare, Perché volevo cosa dire, che c'è stata... non mi si confà proprio per niente, ma non mi è piaciuta, era come diceva la collega, secondo me
retorica allo stato puro. Il rispetto lo vedo poco nei mass media, lo vedo poco nello spingere, per esempio, soprattutto le ragazze a avere un ruolo da protagoniste nella società, nella politica, nel sindacato, a tendere sempre a preferire, se vogliamo, se bisogna fare una scelta a chi dare della responsabilità, se non è una responsabilità tipicamente familiare che riguarda i figli, i nonni, i genitori, i cani e i gatti, la responsabilità viene data all'uomo di casa di solito, cosa che è negativa secondo me anche per l'uomo, perché qualche volta potrebbe di carattere suo non sentirsi idoneo a fare questo, invece anche lui viene costretto in un determinato ruolo. Chi altro doveva intervenire? Prego. Sì, io volevo... Intanto sono Vilma Cappello della Lega di Mestre. Sì. E la Lega di Mestre ha un territorio abbastanza ampio e un po' complesso, diciamo, perché riguarda 3 quartieri completamente differenti l'uno dall'altro, con storie anche differenti nel territorio stesso. Comunque volevo ricollegarmi un po' ai ragionamenti che stavamo facendo e siccome penso che ognuna di noi prima di essere pensionate è stata lavoratrice, è stata impegnata nel sociale, nella politica, quindi siamo, diciamo, complessivamente donne che abbiamo portato avanti delle battaglie e degli obiettivi. Ora mi veniva in mente che appunto a seguito, diciamo, delle lotte che abbiamo fatto negli anni 70, ottenemmo nel 77 la legge di parità, la quale prevedeva tutta una serie di principi proprio legislativi, tra cui i congedi parentali. Allora, una legge ha la prerogativa di modificare i precedenti rapporti fra i soggetti e di creare una nuova cultura nel sociale, diciamo, nella collettività. Ecco, secondo me noi ci siamo molto impegnate per ottenere questa legge, però poi a cominciare dai permessi, dai congedi parentali, e sono state per prime le donne che a come venir al solito, meno, quindi a questa... e qui mi ricollego appunto al discorso anche del Presidente della Repubblica, che hanno rinunciato poi a portare avanti una battaglia per l'applicazione di questa legge. Quindi un mea culpa a questo punto, perché... No, sì, cioè, no, cerchiamo di capire cosa non è andato bene, questo anche per trasmettere alle nuove generazioni, appunto, alle figlie e appunto a chi è più giovane di noi, quali sono poi i valori e i principi che, se attuati, perché abbiamo anche lo strumento legislativo forse da rivedere, però se attuati ci danno più forza nel progredire nel nostro processo di liberazione. Quindi conoscenza e anche qui vabbè un po' di educazione civica che è sì, stata tolta, ripristinarla per avere un po' materiale normativo alla mano. Per esempio anche il diritto di famiglia, voglio dire, sì, quante certo. volte viene rivisitato, rispolverato, viene trasmesso, quali sono i diritti delle donne, diciamo, della coniuge, No, chiarissimo. Che poi dopo, quando vediamo che le donne sono alla dipendenza degli uomini, perché psicologicamente purtroppo succede così anche se lavorano, è perché in realtà questi diritti non sono stati fatti propri interiorizzati e non ci hanno dato forza. Chiaro. Sono Peschiutta Leda della Lega di Chirignago Zellarino, responsabile del coordinamento donne e faccio parte della segreteria. Io ho 2 figlie femmine. Il mio vissuto è diverso da loro, perché praticamente è una cosa strana, ma io sono vissuta in una famiglia dove gli uomini, anche mio padre, aiutavano in casa. Stranamente non si vedevano degli uomini così all'epoca. Aiutava mia madre a far tutto, lavava per terra i piatti, le lastre, lui aiutava, mia madre aveva 4 figli, era casalinga, però lui aiutava e ha sempre rispettato mia madre, parlava di tutto, sindacato eccetera, a casa come fosse pari a lui.
Quindi lei è cresciuta in questa situazione? In questa situazione. Senza neanche metterla in discussione, esisteva di fatto? Ho avuto un marito, ugualmente anche lui aiutava a casa, mi aiutava con le figlie eccetera, anche lui, qualcuno si meravigliava come mai un uomo già 50 anni fa, era una cosa strana questa. Però adesso mie figlie non sono così. Io praticamente ho 3 figlie, nipoti femmine e 2 nipoti maschi, però vedo la difficoltà che loro fanno dentro casa. Ho 2 bravi generi, aiutano anche loro, come diceva Matilde, la stessa cosa. Aiutano ma non alla pari. Vengono da una famiglia diversa? No, vengono, anche loro hanno aiutato, bravi ragazzi, non però posso... sentono una differenza, insomma. Sì, secondo me c'è una differenza, io la vedo dall'esterno, c'è una differenza sostanziale. Non so se dipenda dalle donne, che non dalle nuove generazioni che non si fanno rispettare. Retrocediamo brutalmente. No, non lo so, perché adesso mio marito è morto, io ho un compagno, anche lui veniva non faceva niente, lui con me si è abituato, mi aiuta molto invece. Quindi dipende molto dalla donna quanto si aspetta. Si riesce, non è che bisogna obbligare, però forse magari anche dall'intelligenza dell'uomo, secondo me, perché l'uomo vede che la donna fa un certo lavoro, io delle volte anche con lui mi ribello, perché magari dico, guarda che se tu fai questo, lo fai anche per te, perché siamo in 2 praticamente. Allora, le donne, anche mie figlie, dovrebbero un po' più farsi rispettare. E così con i figli, con l'educazione dei figli. Mie figlie non riescono a fare le cose alle loro figlie, io gliele facevo fare. Eccola, questa cosa è molto importante. Scusa. E nei fatti qui andiamo, chiarissimo. Adesso do la parola anche a voi, esatto, alterniamo un attimo, facciamo Venezia adesso tocca Padova, sì. Poi torniamo su Venezia. Si prepari l'unico uomo presente, non vuole parlare, no perché... C'è un uomo. Allora, dopo vi do la parola, continuiamo. Padova. Ecco, allora sono Anna Martellozzo del coordinamento donne dello SPCGL Cittadella Alta Padovana. Provincia di Alta, sì. Ecco. Allora, senza ripetere, la compagna, la penultima che ha parlato della responsabilità delle istituzioni, dell'istruzione, della scuola, dell'istruzione, della politica rispetto all'abbattimento, diciamo, ancora delle discriminazioni che ci sono. Allora, c'è questo problema, e l'ha già detto bene lei secondo me, e c'è anche il problema dell'educazione. E lei ha chiesto come avete educato i vostri figli. Io ho 2 figlie. Io penso che li abbiamo educati con l'esempio, col rapporto. No, ma infatti questo è il discorso, come voi siete del sindacato, per cui voi lo sapete benissimo, non stiamo a spiegare l'ABC, le sapete benissimo. La prima cosa è quella, e io non voglio sentir dire mio marito mi aiuta o il mio compagno mi aiuta. Loro devono fare la loro parte, cioè non esiste, una compagna prima ha detto non è importante se lava i piatti, no, ci deve essere una divisione, e non è che l'uomo deve fare gli interventi tipici da maschio, perché hanno le mani come noi per lavare, per stirare, per fare tutti i lavori, anche loro, perché è da qui che parte anche il rispetto. Però la cosa che è importante, che sottolineava la collega, come anche dice è lei, un discorso degli interessi. Allora, il rispetto, ma proprio se si stabiliscono dei rapporti di parità, diventa più naturale che ognuno ha degli interessi e c'è il rispetto reciproco. Ecco, volevo dire che restando su Padova o Vicenza, deve intervenire? Qualcuna? Voi, prego. Rovigo. Finiamo per Rovigo. Io sono Lina Canale, sono una new entry del SPI di Rovigo e sono fresca di pensione, quindi ho cominciato adesso la mia attività. Ma ci stiamo ripetendo come discorsi. Certamente quello che è importante... Pensate, in realtà ognuna di voi sta dicendo un qualcosa in più del puzzle. Io che dal di fuori lo dico, ognuna sta dicendo un qualche cosa in più.
chi ci ascolta lo percepisce chiaramente, perché sono le testimonianze di vita che fanno sì che chi sta a sentire si veda o non si veda in certe situazioni. Per quello vi do, è importante quello che dite. Per voi magari può essere nella sostanza, grosso modo ripetitivo, perché voi siete dentro il sindacato, ci lavorate con queste cose. Per chi non è parte invece sono tutti anelli di un piccolo puzzle che sono importanti, per cui non è vero. Per me, ecco, le parole chiavi sono rispetto e autorevolezza. All'interno della famiglia l'esempio è importante, perché se si vuole dare un esempio, fare in modo che i figli crescano in modo corretto, appropriato, importante l'esempio, importante dare quell'esempio che serve per il futuro, quell'esempio che serve per rispettare una donna, quell'esempio che serve per rispettare gli anziani, per rispettare le persone che sono diverse. Quindi nei fatti concretamente realizzare un certo tipo di comportamento. Quindi è importante l'esempio che i genitori danno all'interno della famiglia e crescono in maniera con autorevolezza i figli. Questo e quindi ancora più i tempi, perché si diceva i tempi dedicati a, adesso tanto i tempi dedicati, tempi è logico che un figlio capisce se un genitore lavora, capisce quando il tempo che si dedica è un tempo, anche il poco tempo che si ricava quando si lavora è un tempo di qualità, insomma, ecco. Quindi il tempo che si dedica è un tempo di educazione e di crescita. Perfetto. Nuovamente Venezia. Ecco, allora io sono Daniela Pescatori, sono responsabile del coordinamento donne della Lega di Marghera. Ecco, io volevo dire, queste donne, noi donne qui presenti siamo e partecipiamo a questa organizzazione, però siamo le stesse donne che negli anni 70 lottavano per acquisire dei diritti, lottavano sia per rompere determinati schemi culturali e anche nel loro posto di lavoro per migliorare le loro condizioni. Ecco, questa lotta nostra sta continuando, siamo ancora qui che lottiamo e cerchiamo. Sembra un po' inverosimile che nonostante siamo passati tutti sti anni. E invece bisogna difenderla, anche a volte queste lotte per acquisire gli stessi diritti, le stesse opportunità, li abbiamo portati avanti, qualche volta anche pagando di persona nelle scelte familiari, queste scelte di libertà e di parità anche a livello di compiti assegnati in casa all'uomo e alla donna. Ecco, io credo, come ha detto anche la compagna prima, che il nostro esempio ha formato i nostri figli. Io ho un maschio e una femmina. Credevo di aver fallito col maschio e invece poi quando ha scelto di andare a vivere da solo ho visto che non era vero. Non voleva dare soddisfazione finché viveva in casa. Forse sì. E questo ci porta ancora adesso a avere lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di tentare di difendere quello che abbiamo acquisito, perché credo che sarà un male per tutti che le nostre conquiste vadano perse. Bravissima. Prego, prima la signora, prego. Devo dire che non è si presenti. Sono Leda Cossu, sono della Lega Chirignago Zelarino anch'io. Non è la stessa cosa, io ho un figlio maschio, non è la stessa cosa quando i figli non possono perché non lavorano vivere in casa con noi o uscirsene di casa. Mio figlio vorrebbe, ma purtroppo non ha un'autonomia economica e deve rimanere in casa. E non è la stessa cosa che avere un compagno, avere un figlio, perché con un compagno spartisci. Io ho avuto un marito per 30 anni, adesso non ce l'ho più, è morto, però è stata una passeggiata per 30 anni. Abbiamo spartito tutto. Lui ha amato la mia libertà. Mi ha amata perché ha dovuto, non ero come sua mamma e come sua sorella che ha dovuto spingere, lui amava le donne, gli piacevano tanto, gli piaceva la libertà femminile. Ha trovato me che ero già nata imparata perché vivo in una realtà, sono nata in una realtà matriarcale di tutte donne, dove mia mamma ci ha insegnato alle 4 figlie femmine, se un vicino di casa ha bisogno spegni la pentola e vai. Quindi ero già libera, ero già imparata e lui ha amato la mia libertà fino alla fine. Tant'è vero che poco prima, ancora proprio nei pressi, vicino alla sua fine, mi diceva vai alla riunione, ce la faccio, era senza voce totalmente e mi invitava ad andare, era felice che io, quindi per me è stato molto facile transitare dall'essere moglie alla vedovanza con un marito che praticamente mi ha permesso di non interrompere mai la mia vita sociale e l'ho continuata fino alla fine. Non è lo stesso con mio figlio. Io con mio figlio stamane ho dovuto aprire un cassetto e dire per piacere Marco,
cioè promuoverlo nella sua autonomia, dire guarda, oggi ci sono, ma io faccio un passo indietro costantemente nel rapporto con mio figlio perché non posso imporre, perché non è mio marito, non è che mi spartisco per amore, lui si espande e si espande nonostante me, quindi devo aiutarlo facendo un passo indietro, no, io non ce la faccio, o tu partecipi o io non ce la questa faccio. è una giusta forzatura. Non ce la altrimenti... faccio, non posso avere queste forze qua. Devo dire che come donne oggi è molto importante capire e avere la consapevolezza come donne, non solo pensionate, ma in generale come donne, che sono pochi decenni che abbiamo conquistato la nostra autodeterminazione. L'Italia nel 1975 è stato uno degli ultimi paesi europei ad avere il diritto di famiglia, uno degli ultimi. Prima di questo molte donne che io conosco hanno perduto i figli perché i mariti glieli hanno sottratti, non si poteva nemmeno andare a prendere il pane se il marito non voleva che tu andassi a prendere il pane, non c'era libertà. Il marito poteva dire qualsiasi cosa di te, non c'era ragione. Davanti a un giudice normalmente maschio, le donne scomparivano i figli alle donne, venivano sottratti qualora il figlio per caso avesse... Quindi lei dice, sì, è vero che è anni 70, però cioè, per me dico, è una vita, è tantissimo, però lei dice non è neanche tanto perché in realtà sono pochi guardando anni, indietro non... Sono pochi anni, però non si può parlare di autodeterminazione e di libertà quando le risorse per le cosiddette bisogni, le necessità di cui noi donne ci facciamo carico vengono costantemente dimezzati, ridotti e non rispettati. Questo è un altro aspetto. Noi abbiamo un Presidente, bellissimo intervento della Repubblica che ci dice queste cose, io sono contenta, lo ringrazio, i grazie fanno sempre piacere, ma quando non si finanzia la legge sulla non autosufficienza, e la non autosufficienza vuol dire poter rimanere anche in casa propria, che qualsiasi di noi che ha fatto anche un percorso di autonomia, dicendo io sono mia, voglio rimanere il mio vissuto agli anziani, vivono una condizione di civiltà quando rimangono il più possibile a casa loro, perché si riconoscono. No. Certo, però se non hai soldi, possibilità, non potrei mai farlo. Gli anziani non autosufficienti è importante che rimangano a casa sua. I giovani non autosufficienti è importante che escano da casa loro. Quindi, perché vivono un'altra condizione di necessità di inclusione sociale. Non ci sono soldi né per gli anziani che vogliono vivere a casa loro, né per i giovani, perché se noi per i bambini, per i giovani, per gli adulti non autosufficienti che hanno bisogno di inclusione scolastica, inclusione lavorativa, e tutte le risorse anche a livello regionale sono state negli ultimi 5 anni, altro che vittorie regionali, sono state tutte o non finanziate. La legge della non autosufficienza della Regione Veneto del 2009 non è stata finanziata e tutto il bilancio del sociale non è stato finanziato dal 2009. Quindi noi venete non siamo assolutamente padrone a casa nostra, perché dobbiamo farci carico di tutto quello che la Regione Veneto non si è fatta carico. Ha ridotto delle 40 circa voci del sociale del prossimo bilancio, le 12 voci che riguardano i minori sono state quasi totalmente azzerate. E quelle per le e quindi di conseguenza anche per la condizione. Basta guardare le manifestazioni dei ciechi, eccetera, hanno abolito le province e si sono dimenticati di dare le risorse all'inclusione scolastica. Pazzesco. Chiarissimo. Allora, prima di dare la parola, andiamo in pubblicità, non do la parola sicuramente dopo la pubblicità, così può parlare tranquillamente. Pochi secondi, poi torniamo insieme e poi anche di là, prego. Sì, no, fai parlare di più.